Con la fine del 2013 si chiuderà anche il percorso dell'amministrazione provinciale guidata dalla presidente Francesca Zaccariotto. Lunedì 16 dicembre a Palazzo Ca' Cornera a Venezia è stato presentato un bilancio di quanto realizzato dalla provincia in quest'ultimo anno, con uno sguardo generale anche a questi 4 anni di amministrazione. Un quadro complessivamente positivo, specie in materia di formazione, lavoro e in particolare nel ridimensionamento del debito di bilancio ridotto al 41%. Il bilancio sembrerebbe di parte, ma è positivo perché si basa sull'oggettività. Io ritengo che un'istituzione pubblica in un momento difficile come questa, chiudere il mandato con dei dati e con un bilancio sano e positivo sia già un buon risultato. Se penso che dal nostro insediamento, quindi dal 2009-2010 ad oggi, siamo riusciti a ridurre quello che era il debito della provincia del 41%, passando da 116 milioni a 68 milioni di indebitamento, che siamo riusciti a fronte di una riduzione di trasferimenti importanti, 16 milioni di euro in meno di trasferimenti che ricevavamo prima dallo Stato, a fronte di un ritardo dei pagamenti da parte della Regione o di altri soggetti, a far fronte non solo alla gente, penso che paghiamo le imprese in 20 giorni di tempo, e che quindi questa è una garanzia per chi lavora per conto della provincia, ad anticipare per conto degli altri soggetti determinati soldi. Penso al problema di un'opera pubblica di 7 milioni di euro che doveva essere pagata dalla Regione e che l'abbiamo anticipata noi, altrimenti si rischiava il fallimento della stessa azienda. Se penso poi anche alla forza che abbiamo avuto nel momento come quello di oggi, non solo di garantire quello che c'è, cioè servizi e opere, ma poter anche fare investimenti significativi in nuove opere, in nuove scuole, in nuove manutenzioni straordinarie, io mi sento veramente soddisfatta questo mandato con soddisfazione, però anche con quell'amarezza che molto probabilmente ha fatto sì che oggi non ci troviamo di fronte ad un quadro normativo che ci aiuta molto a non solo garantire ciò che c'è, ma anche a programmare come dovrebbe fare l'ente pubblico, sia in termini di opere sia in termini di bilancio, perché non sappiamo che cosa sarà di noi. Credo che questo sia triste non per chi amministra, ma anche per gli stessi cittadini, che potrebbero veder compromesso tutto ciò che è stato dato da questa provincia fino ad oggi. Secondo i suoi cittadini, però, la provincia di Venezia si è classificata ultimamente al 59° posto per la qualità della vita, perdendo rispetto allo scorso anno 20 posti nella classifica. Ha perso 20 punti, ma proprio su temi della sicurezza, del costo ad esempio degli affitti, che è più alto, del costo della casa, che è più alto rispetto ad altre realtà, che sono temi, devo dire, di relativa competenza della provincia, perché ad esempio la provincia di Venezia è tra le prime, se non la primissima, ad esempio in materia di ambiente, no? In materia ad esempio anche di formazione ai giovani, e questi sono temi assolutamente importanti. Sulla sicurezza anzi noi riteniamo di aver investito molto. L'attività della provincia proseguirà fino al 30 giugno prossimo, dopodiché il futuro è ancora incerto per tutti, per l'ente, la sua presidente e soprattutto per i 500 dipendenti che chissà se troveranno occupazione nella futura città metropolitana. Che cosa ci tireremo dietro? Perché purtroppo anche molte competenze sono ancora in discussione, non so, sull'edilizia scolastica piuttosto che la viabilità, non si dice chi la gestirà, quindi viene lasciato poi ai comuni o alla regione. È ovvio che se alla provincia vengono tolte competenze, come ad esempio sta avvenendo per il turismo, il personale che si occupa di questo settore inevitabilmente deve essere messo in discussione.